No, allora. Appena ti dico vai, possiamo registrare. Vai. E allora, mi chiamo Andrea, sono da Trapani, ho 49 anni, cerco una ragazza a livello di 44, una bella signora, anche se vedo divorziata, anche per, come si dice, non grande grossa, ma snella, bella, capelli neri, biondi, come che è? L'importante è che è una bellissima donna. Poi tutto sta a lei, se io se la conosco, li contattiamo, il mio numero è 333 65 73 161. Parlaci un po' di te, Andrea. Io lavoro, faccio muratore e mi sento bene e voglio trovare voglio trovare questa ragazza per vedere se vuole sistemarmi, anche perché io sono divorziato e la vuole essere una bella ragazza, bella. Che età va vita sta figlia? Un pezzo di 44, 45 così. Anche 35 va bene? Anche 35 va bene. Fino a? Bellissimo, va. Fino a? Fino a 55? No, 55 no. 50? No, 50 manco? 49 così. Allora, dai 35 ai 40? Sì signore. No. Andrea, vieni a parlare. Sono emozionato, va, no. Non c'è problema. No. Ok, dai. Da 35 a 45, 46 così. Anche se non lavora non è importante. Anche se non lavoro non è importante, per me Posso mantenere. la posso mantenere io a lei. Ne ho la casa. Oh, c'ho la casa. Quando la casa. Vabbè, la macchina quando l'accatto. Motorino. Io mo c'ho un motorino per ora, poi quando c'ho la macchina poi si vede. L'importante è che Sono un bravo Che- ragazzo, c'è un bel carattere. io non sono uno da buttare via, va. Poi, tutto sta a lei. Io sono così, sono timido e non posso. Sono un ragazzo tutto cuore. Un ragazzo bellissimo, ma Tutto cuore. quello che sono. Sono molto romantico. Quello che sono un buco, va. Non a dire però. Lo sono romantico, non sono ma le mie difetti non ci sono, ma però. Cantare, ballare. Sì, ballare, cantare alle corride, E i nuovi talenti. ai nuovi talenti. I difetti sono qua a Stranamore. E sono qua a Stranamore per cercare l'anima gemella. Il numero mio è 333 65 73 161. Chi mi vuole contattare mi contatta. Aspetto la vostra chiamata. Aspetto la vostra chiamata, buonasera ad Andrea. Un bacione grande grande. Bravo a questi ragazzi, se mi dispiace. Ciao a tutti. Arrivederci, buona serata. Oh yeah!